sono Agnese Scalzotto, ho 63 anni e sono qui assunta nell'edificio Menardi da gennaio 2025. Il percorso che mi ha portato qua l'ho iniziato con il Centro per l'Impiego, appena avuto una risposta positiva alla domanda di entrare nelle categorie protette per via di un problema di salute. Con il Centro per l'Impiego è stato tutto molto semplice perché questo progetto della Regione era appena avviato, dunque ho partecipato ai vari incontri e dopodiché, contattata l'azienda, sono stata seguita da un tutor affidatomi insomma dalla sede del centro dell'impiego. Il CPI appunto ci ha contattati dicendo che era importante appunto provvedere all'assunzione e all'inserimento nel nostro organico di una persona con disabilità. E per noi era una cosa nuova, quindi ci siamo affidati a loro totalmente e abbiamo spiegato loro le nostre necessità. Assieme al CPI abbiamo identificato 2 possibili posizioni lavorative in cui si sarebbe potuto inserire una persona con disabilità. E ecco che allora dopo una serie di ricerche ci hanno proposto Agnese. Lei è stata molto entusiasta nel partire a fare questo percorso, grazie anche al CPI che ci ha supportato in tutti questi mesi. Abbiamo affrontato diverse tematiche e cercato anche di trovare un modo per superare eventuali difficoltà, fin tanto che non siamo arrivati alla conclusione di questo periodo di tirocinio e quindi ufficialmente Agnese ora è assunta a tutti gli effetti. Per quanto riguarda il supporto che abbiamo fornito all'azienda Menardi, il nostro compito è stato quello di rilevare la necessità da parte dell'azienda di inserire una persona con disabilità all'interno del personale. Abbiamo individuato, grazie all'aiuto di tutti i componenti del CPI, proprio la figura di Agnese, che è stata inizialmente inserita su proposta del Centro per l'Impiego attraverso una politica particolare, che è quella del voucher rafforzato, che è a favore delle persone con disabilità e che prevede anche il supporto nell'inserimento in tirocinio. Ho avuto il piacere di essere il case manager di Agnese. Io sono Daniele Borsato e lavoro come operatore al Centro per l'Impiego di Lonigo. Il nostro lavoro, come tutti i case manager dei vari centri per l'impiego del Veneto, consiste nell'accogliere la persona, profilarla, cioè analizzare le sue caratteristiche, studi, esperienze lavorative, aspirazioni soprattutto. E ricordo un'Agnese molto demotivata, molto disillusa in un certo senso dal mercato del lavoro. E quindi abbiamo optato per un ingresso soft nel mercato del lavoro e il tirocinio attraverso la politica attiva del voucher rafforzato consente proprio questo.